Non conosco i tempi del governo, ma a breve giro di posta saremo sicuramente convocati per iniziare il dialogo e finalmente chissà che qualcuno si renda conto di cosa discuteremo, di cosa andremo a discutere, visto e considerato che il progetto è un bel progetto di decentramento amministrativo. In attesa della chiamata da Roma per dar via al progetto di autonomia amministrativa, Zaia si trova un'altra volta a difendere una riforma che continua ad infiammare il dibattito anche al di fuori del mondo politico. Apparentemente spianata, la strada verso il decentramento amministrativo regionale dovrà non solo superare le resistenze che hanno portato ad una raccolta firme per un referendum d'abrogazione, ma anche un processo d'attuazione complessissimo che, secondo il sindaco di Milano Sala, potrebbe durare almeno 10 anni. Se qualcuno avesse l'accortezza di leggere bene le carte e attendere anche di vedere le proposte, capirebbe che siamo davanti a un grande processo di decentramento amministrativo. Poi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, perché vedo che alcune fanno delle dichiarazioni che sono veramente monotematiche, sono sempre le stesse. Dalle stesse bocche ho sentito dire nel raggio di qualche secondo che è una scatola vuota e che è lo Spacca Italia. Se voi riuscite a spiegarmi come fa una scatola vuota a spaccare l'Italia, vi diamo il premio Nobel. Altro fronte caldo è la presa di posizione della Conferenza Episcopale Italiana contro la legge Calderoli. I nostri accademici, che sono costituzionalisti, che sono fiscalisti e tributaristi, che potrebbero tranquillamente in una question time della CEI rispondere a tutte le perplessità e le domande, in modo tale che poi ovviamente il cardinale Zuppi e i vescovi italiani possano farsi un'idea. C'è poi un'altra questione. Il 19 luglio Elena Donazzana ha lasciato Palazzo Balbi, destinazione Bruxelles, dopo quasi 20 anni all'assessorato regionale al lavoro e all'istruzione. Il posto in quota Fratelli d'Italia è ancora vacante. Per settimane si è parlato di Valeria Mantovan, sindaca di Portoviro e segretaria provinciale del partito a Rovigo. La nomina la farò, mi sono preso, ho voluto dare anche tempo alla Fratelli d'Italia per fare la giusta riflessione, la nomina penso verosimilmente prima, molto prima di fine mese la faremo. Per la consigliera regionale di opposizione Elena Ostanel del Veneto che vogliamo, i mesi estivi per la scuola non sono mesi di vacanza, ma quelli in cui si programma l'anno scolastico successivo. Il risico delle poltrone della destra veneta ha portato le scuole ad essere abbandonate dalla regione. Famiglie, dirigenti e insegnanti ne pagano le conseguenze.